comincio giovane, cioè 4 a 5 ore. Nominano gli scrutatori, Roccoluto, Guglielmini e Verrocchio. Grazie Presidente. Era solo per giustificare l'assenza del consigliere Favaro, che per motivi di lavoro non so se potrà raggiungere a casa questa sera, quindi dovesse arrivare per tempo bene, quindi devo giustificare tutto questo. Ok, grazie. Lascio la parola al Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente. Con l'ordinanza cautelare emessa dal TAR Veneto in data 22 maggio 2013, l'entrata in vigore delle imposte soggiorno è fissata per il 1 giugno 2013. Il TAR Veneto ha giudicato i legittimi gli atti adottati al Comune di Caoli, in particolare la delibera del Consiglio Comunale di istituzione delle imposte soggiorno e di approvazione del relativo regolamento, la delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dell'imposta, la delibera del Consiglio Comunale alla successiva determina dirigenziale di affidamento all'ARPA SpA della gestione delle attività di controllo, liquidazione, accertamento e discussione dell'imposta, nonché infine la delibera del Consiglio Comunale che consente di procedere all'attività di accertamento e discussione dell'imposta a prescindere dalla montata del credito tributario. Grazie Sindaco. Se ci sono delle interpellanze da presentare, capogruppo commisso, prego. Sì, grazie, buonasera Presidente. Approfitto per dire anche che verso le 8:30 un impegno procedente con tutti i mesi farà loro la direzione. Leggo un'interpellanza a nome delle tre liste, tutte e tre le liste di opposizione, di minoranza. Richiesta di chiarimenti su un presunto conflitto di interesse dell'assessore del trasporto del Comune di Caoli, Matteo Rigo. Ci sono stati segnalati i seguenti fatti. Il Comune di Caoli contrae annualmente varie polizze assicurative con diverse compagnie di assicurazione per circa 143.000 euro, di cui quasi la metà con una reale mutua assicurazione di cui l'assessore Matteo Rigo è sottotende. Si chiede conferma di tale circostanza e in caso positivo si chiede se il sindaco e l'amministrazione abbiano valutato il possibile conflitto di interessi che ne scaturirebbe. Ci è stato fatto notare anche che pure la Fondazione Caoli Città dello Sport contrae una polizza assicurativa con una reale mutua assicurazione. In questo caso l'assessore Matteo Rigo potrebbe essere consigliere della Fondazione Caoli Città dello Sport e anche vicepresidente della stessa dai tempi della sua costituzione dal 2009. Anche per questa ipotesi si chiede conferma della circostanza rappresentata e in caso positivo se il sindaco e l'amministrazione abbiano valutato il possibile conflitto di interessi che ne scaturirebbe. Vediamo di conoscere con urgenza la verifica di quanto segnalato e in caso di positivo riscontro le conseguenti determinazioni. Abbiamo alcune molto abbastanza brevi. Dunque, l'interpellanza ha risposta scritta sul recupero dei reperti lapidei di via Luigi Dal Nuovo. Stanno per iniziare i lavori di qualificazione dell'edificio posto tra via Luigi Dal Nuovo e via Serenissima. Il muro di confine con l'hotel Marco Polo conserva dei reperti lapidei, da cui probabilmente è certamente da collegare alle scavi del polo della città che era l'antica cava. Si tratta di marmi, pezzi ed altri reperti. Si chiede di sapere se l'amministrazione comunale si sia attivata per recuperare quel materiale e se ci sia la disponibilità da parte dei costruttori di restituire ciò che appartiene al patrimonio storico e archeologico della città di Caole e del complesso del Duomo. Statuto comunale, articolo 12. Doveri del consigliere. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale o di comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio il motivo dell'assenza e di partecipare ai lavori delle commissioni consigliari permanenti delle quali fanno parte. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decadenti dal Consiglio stesso. Comma 3. A tal fine il Presidente del Consiglio d'ufficio o su richiesta di qualunque consigliere comunale notifica all'interessato l'inizio della procedura di decadenza, assegnando allo stesso il termine di 10 giorni per la formulazione delle proprie giustificazioni. 4. Comma il Consiglio Comunale alla prima seduta successiva, valutate le giustificazioni apposte, delibera il merito della decadenza. La lettura integrale dell'articolo 12 dello Statuto Comunale si rende necessaria per fugare tutti i punti della vicenda che ha visto protagonista il consigliere comunale della maggioranza, Lorenzo Pellegrini, il quale, come noto, è stato ingiustificato assente nelle 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale del
26 febbraio, del 26 marzo e del 16 aprile 2013. La segnalazione venne fatta dal sottoscritto al termine della seduta del 16 aprile 2013 come giunta dei verbali. Si è fatto capire che il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 12 non sia stato avviato a causa dell'informalità con cui la richiesta è stata fatta. Ci troviamo perciò nella necessità di fare la presente interpellanza semplicemente per far rispettare lo statuto comunale. Riteniamo gravissimo che si debba aggiungere alla relazione di interpellanza per far rispettare un regolamento, una legge o uno statuto. Il rispetto delle regole deve essere una precondizione su cui si basa la vita civile e amministrativa. Ancora più grave e devastante per il vivere civile è il precedente che questa amministrazione crea. Se l'amministrazione comunale è la prima a non rispettare il regolamento e gli statuti, come potrà poi chiedere che siano i cittadini a farlo? Siamo perciò a chiedere che la Presidente del Consiglio Comunale ha notificato all'interessato all'inizio della procedura di decadenza di cui al comma 3, esattamente come lo Statuto Comunale impone di fare. Ho scritto naturalmente la risposta può essere data subito in una frazione di secondo, trattandosi di un dato che non necessita evidentemente di nessuna ricerca, ma attenderemo pazienti in termini di regolamento. Grazie. Ancora due molto brevi, una brevissima interpellanza corrisposta in Consiglio Comunale sulle affermazioni del consigliere Pellegrini. Data la gravità delle affermazioni del consigliere Pellegrini in Consiglio Comunale del 29 aprile scorso, secondo le quali egli è stato oggetto di minacce o intimidazzioni nella sua attività politica, si chiede al signor Sindaco di riferire nel merito al Consiglio Comunale. Ultima, a che cosa serve la Fondazione Cava Città dello Sport? L'anno scorso, pochi giorni prima delle elezioni amministrative, l'amministrazione uscente destinò un contributo economico di 30.000 euro, prelevandolo dal fondo di riserva, alla Fondazione Cava Città dello Sport per l'organizzazione dell'evento sportivo Joy in the Game 2012. Trattandosi di un prelievo del fondo di riserva, non ci fu la necessità di approvare una variazione di bilancio, per cui la cosa, che fu in seguito oggetto di facili e scontate azioni, fu risaputa solo qualche settimana più tardi con la pubblicazione della relativa delibera di giunta. Si risulta poi che la Fondazione Città dello Sport, Cava Città dello Sport, liquidò con 28.000 euro le spese della manifestazione, per cui siamo a chiedere innanzitutto e per iscritto il perché della differenza di 2.000 euro. Anche quest'anno la Giunta Comunale, con delibera numero 104 del 9 maggio 2013, ha elargito un analogo contributo di 30.000 euro per la manifestazione Joy in the Game nel 2013, destinandolo però direttamente alla società organizzatrice, la Veritas 832 SRL di Castelfranco Veneto, senza che la Fondazione Cava Città dello Sport, per quanto si evince dal testo della delibera, sia stata minimamente coinvolta. Siamo perciò a chiedere all'amministrazione comunale che cosa serve alla Fondazione Cava Città dello Sport, se poi nelle attività proprie sulle iniziative per cui è stata costituita essa non ha luogo alcuno. Grazie. Andiamo un'altra commissione. Andiamo un'altra. Vi rispondo subito all'interpellanza, la terza, presentata sullo statuto sulla decadenza del consigliere Pellegrini. Non è stata attivata alcuna procedura per la decadenza in quanto delle tre assenze la seconda era giustificata. È stato anche organizzato dal segretario comunale, se vuole lasciare la parola per le situazioni. Sì, l'argomento è stato trattato, non so se l'argomento è stato trattato in commissione, in conferenza di Facebook, quanto riguarda i miei poteri, io ho dichiarato formalmente in quella sede che la seconda assenza del consigliere Pellegrini, cioè quella del 26 marzo, secondo me, mi è risultata giustificata. Questa giustificazione non è stata fornita con sistemi particolari, in quanto lo statuto non prevede un particolare rito per fornire la giustificazione, tant'è vero che in base allo stesso articolo che hai citato la giustificazione deve essere anche postuma, perché sta la giustificazione postuma, a maggior ragione sta la giustificazione preventiva, e quindi per me tecnicamente il problema era risolto, e così dicevamo che forse è venuto a fare. Ti ho fatto il testo messo, ma credo che tempestivamente non significhi dopo, significhi esattamente quel momento in cui manca, a mio avviso, e in ogni caso non risulta agli atti
quello che lei giustifica posto, a mio avviso, deve per forza risultare agli atti la motivazione, e poi nel merito non niente, uno può stare assente per i fatti suoi tranquillamente, però deve essere giustificato, deve ritornare agli atti. Tempestivamente vuol dire nel momento in cui uno è assente, non 2 settimane dopo o 10 minuti dopo, secondo me. Sì, infatti mi sfugge dove è previsto tempestivamente, ma al di là di questo, il fatto che mi sia stato fornito, come le ho detto in quella seduta, mi sia stata fornita dal capogruppo di maggioranza la giustificazione dell'assenza del consigliere Pellegrini, unitamente alla giustificazione dell'assenza del consigliere Guglielmini, per me può rientrare in un concetto di tempestività. Mi permetto di aggiungere una cosa: la procedura dell'articolo 12 viene attivata nella misura in cui ci si trova di fronte al presupposto di 3 assenze senza giustificato motivo. Dal momento che una delle 3 assenze era giustificata, non c'è nessun motivo per dare avvio, secondo me, alla procedura di cui l'articolo 12. Tutte circostanze già chiarite. Sì, solo per notare che proprio il comma 1 dello suggestione. Consigliere comunale, non dovete intervenire alla seduta del Consiglio comunale o di comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio, neanche al segretario, il motivo dell'assenza e di partecipare, eccetera. Comunque va benissimo, no? Ce ne sono devo solo sapere se i regolamenti devono rispettare tutti oppure se i regolamenti vanno rispettati oppure se vanno interpretati a seconda della competenza. Grazie. Grazie, la parola. Allora, i regolamenti non solo vanno rispettati, ma vanno completamente corretti, stati interpretati. Le norme trovano applicazione spesso sulla base di quella che è l'interpretazione giudiziaria. C'è giurisprudenza ormai acquisita nel tempo, granitica soprattutto, sulla base della quale non solo, e correttamente il segretario l'ha ricordato, è possibile andare oltre il dato letterale della norma regolamentare in fase applicativa e ritenere che anche la giustificazione postuma sia comunque risolutiva della giustificazione del legittimo impedimento. Ma in ogni caso qui vi è stata la comunicazione, e io lo ricordo bene in occasione del Consiglio Comunale, da parte di entrambi i consiglieri del legittimo impedimento, che poi è stato anche recepito dal segretario comunale. In ogni caso, anche se il dato letterale riporta che la comunicazione può essere fatta al Presidente, questa non è escludente che venga fatta dall'altro organo che secondo la giurisprudenza è deputato a riceverla, come nel caso del segretario comunale. Grazie Sindaco. Ci sono altre interpellanze? Procediamo allora alla risposta alle interpellanze presentate nella scorsa seduta. La prima interpellanza è presentata dal gruppo consigliare Amatraule, interrogazione sull'affermazione del capogruppo di maggioranza inerente alle proposte di mozione sulla gestione dello Stato, relazione all'assessore Teso. Grazie Presidente. In risposta all'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Amatraule nella seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo 2013 si riferisce che per quanto concerne il protocollo di intesa firmato dai sindaci lo scorso 13 dicembre 2012, fa rilevare che in quella data i sindaci si sono trovati solo ed esclusivamente per sottolineare l'importanza dell'accordo tra i comuni rivieraschi e per la sottoscrizione dello stesso. Tale documento ha lo scopo principale di 1. Coordinamento delle funzioni amministrative delegate dalla Regione, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, nell'ottica di realizzare un potenziamento e miglioramento delle attività istituzionali, nelle quali le azioni gestionali sono assicurate da più soggetti e da più interventi connessi tra loro. 2. Incentivare e ottimizzare la cooperazione e il confronto tra gli enti coinvolti in materia di demanio marittimo con finalità turistica o ricreativa. 3. Riconoscimento quale organo tecnico consultivo in sede normativa presso la Regione Veneto. 4. Assicurare unitarietà e alta specializzazione attraverso l'elaborazione di regolamenti, ordinanze, piani e programmi operativi coordinati in ordine alla materia di demanio marittimo con finalità turistiche, tenendo conto della specificità delle singole realtà territoriali e delle risorse di cui possono disporre. 5. La pianificazione volta all'acquisizione comune delle risorse tecniche e umane, perseguendo altresì azioni volte al riconoscimento di un congruo finanziamento di attività gestionali trasferita. 6. L'attivazione di iniziative di formazione
attuazione e aggiornamento coordinati, idonei a favorire e accompagnare le finalità di cui sopra. Fino alla firma di tale accordo, a questi incontri si sono trovati soli tecnici per definire esclusivamente aspetti meramente tecnici in ordine alle procedure e alle reti istruttorie di pratica riguardanti le concessioni, autorizzazioni e rinnovi del demanio marittimo. Quindi non c'era la necessità, prima del protocollo d'intesa, di stilare verbali o altro, anche perché queste riunioni tra tecnici erano spesso improvvisate e convocate senza un rituale protocollo, assumendo importanza di carattere relativamente secondario. Dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa ad oggi si è tenuto un solo incontro in data 15 gennaio 2013 con i seguenti ordini del giorno. Analisi e ipotesi di lavori in ordine all'applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012 numero 55. Non risulta esserci l'obbligo di comporre verbali nelle sedute del tavolo tecnico. Dipende dall'importanza dell'argomento e dalle eventuali proposte. Mozioni e documenti comuni o attività proposte che i tecnici vorranno produrre nelle varie riunioni di lavoro. Per quanto concerne il protocollo di intesa tra sindaci che sottoscritto in data 8 agosto 2012 per la tutela della valorizzazione turistica e ambientale della costa veneziana, anche in questo caso non vengono redatti verbali delle riunioni. Anche in questo caso non vi è l'obbligo di un formale verbale per ogni riunione o argomento posto all'ordine del giorno. Le riunioni vengono convocate con un formale ordine del giorno dal coordinatore del comitato. Per quanto concerne lo spiaggiato si informa che questa amministrazione comunale comunque si è adoperata per chiedere alla Regione Veneto interventi di finanziamenti straordinari a causa delle mareggiate dello scorso anno. A seguito di queste richieste la Regione Veneto, con propria deliberazione di giunta numero 2879 del 28 dicembre 2012, ha erogato a questo comune la somma di circa 15.000 euro, quale contributo per lo smaltimento e recupero del materiale spiaggiato. Il capogruppo voleva aggiungere, visto che era stato chiamato in causa dall'interpellanza posta dal capogruppo commisso. Devo spiegare che sostanzialmente il capogruppo commisso aveva chiesto la risposta scritta, poi in una successiva ha chiesto che fosse risposto mi faceva piacere. Devo dire che può anche far piacere. Allora, devo dire che per completezza quell'accordo dell'8 agosto, a dire il vero, ha procurato l'intesa con ben 4 articoli su cui si basa quel documento, quindi ci sono anche delle documentazioni su cui poi si sono fatte altre attività, tra cui anche quelle della salvaguardia e dello spiaggiato. Cosa? Io sinceramente devo dire che la questione parte con la sua funzione, che del 18 dicembre stiamo ancora parlando qua, sapendo che poi normalmente il sindaco e la nostra amministrazione, i nostri uffici stanno lavorando sotto questo aspetto in modo pieno. Però io voglio entrare esclusivamente su quello che è il metodo e la sua risposta, a cui è stata data una risposta tecnica. Devo perdere tempo questa sera, ma siccome, visto che da dicembre che parliamo di queste cose qua, mi adego alle sue volontà e quindi cerco, anche perché quando lei ha detto documento e sono posto una serie di domande sul senso delle affermazioni, meglio delle parole che lei stava utilizzando. Poi con l'andare del tempo me ne sono fatto anche una ragione. E leggendo lo scritto, uno dentro che il significato che lei dà alle parole è diverso dal mio. Quindi inizio ad analizzare i suoi dubbi con la convinzione di aver scarso successo di convincerla di essere capito. Lei scrive: sorprendente fu l'atteggiamento della maggioranza che negò il voto favorevole giustificando con il fatto che il sindaco si era già adoperato a tal senso. Questo è
rispondevo, il sindaco aveva già mandato di portare l'attenzione in seno del comitato di coordinamento dei sindaci del regionale queste ed altre questioni di importanza e rilevanza tra le amministrazioni rivelasse. Il sindaco poi la discussione è andata un po' fuori il tema, ma in un passaggio il sindaco aggiungeva che già da tempo, prima ancora della sua proposta di questa mozione, che appare estremamente inutile, la giunta comunale ha dato mandato al sindaco di fare quello che poi ha fatto, perché ancora nel mese di novembre la giunta disse al sindaco di impegnarsi per favorire l'uniformità dell'azione amministrativa con l'obiettivo di l'ottimizzazione delle risorse comuni, garantendo al contempo un ruolo di stimolo e di raccordo tra le varie realtà dei comuni, valorizzando la particolarità, la specificità e assicurando una gestione del Meridiano marittimo con finalità turistico-ricreativa omogenea in Italia. Dà mandato di coordinare le funzioni amministrative delegate dalla Regione, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, nell'ottica di realizzare un potenziamento, un miglioramento delle attività istituzionali, nelle quali le azioni gestionali siano assicurate da più soggetti, da più interventi connessi tra loro. Non ultimo, fare emergere le maturate conoscenze specialistiche dei vari comuni del litorale veneto, proponendo in sede regionale un organo tecnico per il demanio marittimo, quale organismo consultivo necessario. Poi lei scrive: non è più tempo di prendere in giro i cittadini, le società e il mondo stanno cambiando rapidamente, anche se molti di voi non se ne sono accorti. Questa affermazione che lei ha fatto nell'interpellanza del 26 marzo è in realtà una domanda a cui lei dovrebbe rispondere, in quanto da quando lei è seduto in questo Consiglio Comunale non ho mai ravvisato un suo comportamento politico modificato in ragione dei continui cambiamenti del mondo in atto. Non spetta solo agli altri cambiare, non si partecipa solo condannando la politica, non si fa politica solo fuori dai luoghi deputati, non si infastidiscono i cittadini con azioni provocatorie. La società è una questione politica, l'una non troverà risposte senza il contributo dell'altra. Il suo modo di porre la questione con la sua affermazione mi fa meditare con la mia consapevolezza di non essere in grado di poter trovare completa risoluzione di tutti i problemi che in questo momento ci attanaglia, ma almeno di affrontarli. La cosa che temo concretamente, su cui spero di aver inteso male, è che lei non voglia essere nello stesso tempo politico e cittadino. Lo ha dimostrato anche con le poche interpellanze che ha presentato sul sito questa sera. E poi ribadisce nel suo documento, si viene quasi spontanea una domanda, oggetto della presente interrogazione. Se questi protocolli, queste riunioni fra i sindaci, questi incontri non producono atto alcuno, non producono nessun verbale che possa dare concretezza alle varie proposte, nessun atto, nessun titolo su ciò che viene discusso, se viene discusso, che si fanno fare. Noi abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare, anche se il momento non ci può dare certezze, ne siamo consapevoli. È certo però che noi, amministrazione locale, a questi incontri ci andiamo come città di cavolo, certamente non per produrre solo carte utili a lei per leggerli tra le righe chissà quale arcano. Il sindaco ci va con il legittimo mandato per fissare un'agenda di lavoro, dei tavoli tecnici, assumere pareri da associazioni, per trattare di finanziamenti, questioni socio-economiche, promozione, qualità delle acque, pulizia delle spiagge, sicurezza e man mano aggiungere altri temi che si porranno. Poi ribadisce nel suo scritto: in questo Consiglio Comunale per bocca del capogruppo Donò sono state fatte affermazioni non dimostrabili, quindi gratuite se non addirittura false. Questo è quello che succede quando non si fa, quando non si ha costantemente presente la funzione del consigliere comunale, che essere al servizio dei cittadini, non usare le istituzioni per il proprio piccolo e mestino calcolo politico. Anche questa è una domanda a cui lei dovrebbe rispondere. Lei, le riconosco,
ha la più ampia libertà e diritto di iniziativa al fine di espletare il suo mandato. Lo conferma anche il nostro statuto, che lei ha poco fa citato, senza alcun obbligo nei confronti del suo elettorato. Quindi faccia il consigliere comunale con i suoi metodi. Non è mia intenzione censurare il suo operato, le dico, non lo condivido e non voglio nemmeno percorrerlo. Da anni faccio il consigliere e confronti con i miei avversari sono stati sempre elezioni politiche. L'interpellanza che lei ha sottoscritto il 26 marzo scorso, la metto, purtroppo, alle brutte pagine dei nostri consigli comunali. Spero dimenticarla prima possibile, in virtù anche dei nostri rapporti personali. Infine, chiudo citando un altro passaggio. La prima impressione fu, da parte nostra, di un voto di ripicca verso chi, il sottoscritto, aveva segnalato fatti molto gravi alla magistratura contabile. Non era la prima volta e neanche l'ultima. Dando così il via a quella decisione, a nostro avviso, perniciosa ed infantile, di votare contro, come se le problematiche che riguardano la città di Caore fossero ascrivibili al contesto dei dispetti personali, dimostrando in questi la piccola cifra politica dell'attuale maggioranza. L'impressione, questa affermazione, è solo sua. Visto che fin qui ho detto che per tutte le mie ragioni e motivazioni espresse, credo che sia difficile pensare in altro modo e modificare le sue intenzioni. Ribadisco, ne ho avuto la conferma di questa sera. Quindi metta in dubbio l'operato degli altri, sostenga l'inaffidabilità di chi non la pensa come lei, condanni i consiglieri comunali o i suoi avversari politici, magari li screditi o li diminuisca personalmente. E sarà certo che io, spero lo facciano anche gli altri colleghi politici qui seduti, non avvalerò mai questo modo di fare, perché si può anche avere una piccola cifra politica, ma dimostrare volontà di proposta e qualità di iniziativa, senza ricorrere a mezzi che nulla hanno a che vedere con il confronto e il sano dibattito politico. Grazie capogruppo. Prego capogruppo Commisso. Dunque, noi cerchiamo, capogruppo, di usare il mezzo neurone di cui il Condio ha avuto l'abilità di fornirci per imparare dai nostri errori e anche da quelli degli altri. Mi ricordo benissimo che una volta, qualche paio di anni fa, in Consiglio Comunale ebbi a fare affermazioni che non potevo dimostrare perché riguardavano notizie avute da persone che ovviamente non potevano darmi delle carte scritte e firmate. Mi pare che riguardasse la vendita di ASO alla Veritas e vedere che la Veritas era molto modificata, perché avevo avuto da una fonte, a mio avviso, molto seria questa notizia, lo dissi in Consiglio Comunale e mi fu risposto, forse lei ha restato, che se non ho modo di dimostrare quello che affermo, sono cose sentite in osteria, sento la sua parola e quindi non valgono una cicca. La mia azione, che non mi piace e ha perso molto tempo a scrivere quello che mi ha risposto adesso, a scrivere per perso del tempo, è ora proprio ad aver capito, perché incassai il colpo, me lo misi via e lei è uno dei politici penso più navigati, forse il più anziano dal punto di vista della presenza politica. Mi pare strano che proprio una persona come lei fornisca dei dati che dopo non può dimostrare, questo è il senso. In ogni caso l'oggetto non era questo, l'oggetto era quanti soldi spendono i cittadini di Caore per la raccolta dei rifiuti. Questo era, di cui in particolare lo spiaggiato rappresenta una quantità molto grande e molto onerosa e si tratta di materiale regalato dalla natura e quindi sulle costole dei cittadini di Caore. L'argomento era vedere perché
per esempio il comune di Portovaro, che ha un numero di abitanti equivalente maggiore di quello di Cavole, ha una paragontia di 3 milioni e mezzo contro i 7 milioni e mezzo di quello di Cavole, al netto dello spiaggiato. C'è qualcosa che non va nel conteggio, nel modo di calcolare la tassa sui rifiuti, la tariffa di igiene alimentare. Perché il comune di San Michele al tagliamento paga la stessa TIA del comune di Cavole, 7 milioni e mezzo, e ha il 33% di presenze turistiche in più di Cavole? C'è qualcosa che non funziona, questa è la risposta che dobbiamo dare ai cittadini, no? E se lei ritiene che non sia un'iniziativa pubblica quella di mettere a disposizione anche il sostegno della minoranza ad una mozione che secondo lei il sindaco aveva già portato avanti in questo protocollo fra i sindaci del litorale veneto, abbiamo chiesto conferma, era solo questo, perché abbiamo imparato dai nostri errori e da quelli degli altri che le cose vanno dimostrate. È lo stesso discorso di prima, dell'assenza che dopo settimane sia saputo essere stata giustificata ma non per gli altri, e questa è l'importanza della cosa. La forma, il capoluogo economico nell'amministrazione pubblica è sostanza. Questo è la via principale che seguiamo noi. La forma è sostanza. Nella pubblica amministrazione questo è il nostro Vangelo. Se poi vado ancora nel merito e leggo le notizie dei giornali, che ogni tanto il sindaco dice che non bisogna andare a leggere, però le notizie noi le leggiamo lo stesso, scopriamo che un mese fa c'è stato un accordo tra i comuni di Lignano, Sabbiadoro, di San Michele al Tagliamento di Cavole sulla riclassificazione dello spiaggiato, che non è più classificato come rifiuto urbano ma in un'altra maniera. L'altro giorno, una settimana fa, il sindaco di Jesolo ce ne esce fuori con il problema dello spiaggiato, dico, c'è un protocollo. Queste non sono azioni del protocollo, forse il sindaco ne avrà parlato, il sindaco di Cavoli del protocollo, ma gli altri sindaci non erano attenti, non hanno sentito, perché se da un lato vanno a fare un accordo con Lignano per la riclassificazione dello spiaggiato e dall'altro se ne esce il sindaco di Jesolo, l'altro giorno il sindaco di Aretrea con lo stesso problema, non c'è una unità di intenti, non c'è un protocollo, c'è un'azione comune. Questo smentisce esattamente negli atti quello che lei ha affermato senza atti. E quindi quello che ho detto, quello che ho scritto nell'interpellanza, forse magari in maniera un po' cruda, lo confermo in pieno. Queste sono le cose che interessano i cittadini. Perché il cittadino il residente di Cavoli che abita a San Giorgio e confina con il comune di San Stino di Divenza conferisce la stessa quantità di immondizia al cassoletto che viene prelevato dalla medesima ditta e paga una cifra diversa. Queste sono cose che la gente vuole sapere, non il fatto che ci sia della polemica tra io, tra me e lei o queste cose qua. Queste sono le risposte che bisogna dare ai cittadini, non ha perso tempo secondo me e non mi ha convinto assolutamente. Queste sono le ragioni dell'interpellanza, della successiva come dire, redazione di quella cosa. Grazie. Sono soddisfatto delle sue dichiarazioni perché mi confermano quello che pensavo. Lascio la parola all'assessore Teso. Evidentemente, solo per dire il capogruppo commisso che la sua interpellanza era ben chiara, perché comunque lei chiedeva sul tema della gestione del cosiddetto spiaggiato, invece adesso mi fa tutta una relazione che vede la seconda interpellanza anche. Comunque questo era da precisare perché la sua interpellanza l'abbiamo agli atti e l'abbiamo ben letta. Lei faceva riferimento le prime 10 righe per quanto riguarda lo spiaggiato e poi andava contro naturalmente alle motivazioni e alle affermazioni fatte dal capogruppo non ha chiesto altro. Comunque, grazie. Lei però, scusi, assessore, lei non ha detto il testo della mozione, quell'interpellanza è sempre una mozione che avevo fatto perché stava esattamente del problema dello spiaggiato e dei costi che aveva più e conseguenze. Scusi, e dopo chiudo, lei mi presenta un'interrogazione in consiglio comunale, no? Chiede risposta, ma questa è, non è che andiamo
ce le inventiamo, se poi lei in testa sua aveva altro anche da dire, l'ha detto questa sera. Comunque quello che ha scritto è qua. E chiudo, grazie. Chiude la discussione al sindaco, prego. Allora, chiamato in causa circa la prova documentale degli incontri, abbiamo fatto parecchi incontri non solo in materia di demanio ma tutti i temi che possono interessare gli argomenti comuni della costa. In nessun caso mi trovo puntuale, come correttamente risposto nella risposta all'interpellanza. È vero anche che tutte le decisioni che vengono prese nell'ambito del patto dei sindaci della costa vengono poi fatte proprie dal coordinatore potente, che è il sindaco di San Michele Tagliamento, e che lo traduce sempre in un atto scritto. Ad esempio, nel momento in cui i sindaci hanno valutato di fare una richiesta al Presidente della Regione Veneto, il dottor Zaia, per vari motivi, che poteva essere probabilmente lo speggiato, ma non solo, hanno fatto credo 3 richieste, il sindaco di San Michele ha sempre fatto propria con una lettera dove si firmava il nome come coordinatore del patto dei sindaci della Costa Veneta, comunicandola all'organo istituzionale. Quindi dei lavori, dei vari incontri che noi sindaci facciamo, rimane sempre comunque una traccia documentale che non è il verbale che lei ha richiesto con la sua interpellanza, ma con la sua istanza prima di accesso agli atti, successivamente lamentato nell'interpellanza, ma è sempre comunque una comunicazione che il coordinatore fa al soggetto che è interessato, e di questo rimane traccia documentale. Grazie Sindaco. Passiamo all'interpellanza presentata dalla lista civica Alessandro Borin dal titolo Piano di assetto del territorio, la regione firma cemento. Relazione al Sindaco. Si risponde all'interpellanza del 16 aprile 2013 del gruppo consigliare lista civica Alessandro Borin, presentata nel corso del Consiglio Comunale del 16 aprile 2013 riguardante l'argomento in oggetto. Come noto ai signori consiglieri, il Comune di Caorle ha redatto in corte notificazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2004 il piano di assetto del territorio. Lo strumento è quindi stato redatto in collaborazione coinvolgendo la provincia di Venezia e la regione Veneto. La provincia, a termini di legge, in seguito all'approvazione del PDCP, avvenuta con delibera di giunta regionale numero 3359 del 30 dicembre 2010, è subentrata a tutti gli effetti alla regione in materia di approvazione di strumenti urbanistici comunali. La sottoscrizione degli elaborati di piano è stata fatta in data 1 settembre 2010 e successivamente, in data 15 settembre 2010, è avvenuta l'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale. Il piano, in itinere, prevedeva una volumetria aggiuntiva rispetto al PRG di 1.070.000 m3. La crisi economica e finanziaria, che ormai da qualche anno ha intaccato il sistema economico, sta pesantemente condizionando le scelte che quotidianamente ognuno di noi compie e che ci induce a ripensare il nostro futuro. In quest'ottica, il Comune di Caorle, in condivisione con la provincia di Venezia, in data 10 maggio 2013, in sede di sottoscrizione del tavolo tecnico concertato per la controduzione FAT, ha stabilito di apportare una sensibile riduzione alle previsioni di volumetria all'interno del cune atto, specificatamente atto 8, atto 14, atto 15 e atto 17, per un totale complessivo di metri cubi 205.000, che è pari al 19% della volumetria aggiuntiva prevista. Ritengo pertanto che quanto operato da questa amministrazione comunale sia in linea con i principi enunciati nell'interpellanza presentata. Grazie Sindaco. Capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente, grazie Sindaco per una risposta che riteniamo quantomeno essere incoraggiante secondo quelli che sono i dati da lei forniti. Tra l'altro abbiamo appena letto, comunque recentemente letto pure sulla stampa, che questo verbale prevede un differimento, se così vogliamo dire, ad un successivo accordo per quanto riguarda l'effettivo dimensionamento, in particolare per quanto riguarda
l'ambito di Bruxelles. Auspichiamo che anche in questa direzione l'amministrazione sappia cogliere quelli che sono stati gli orientamenti e le linee di sviluppo del territorio espresse di recente con l'intervento dell'assessore regionale al quale si faceva riferimento nell'interpellanza, e quindi possa finalmente dar conto di un ridimensionamento degli sviluppi urbanistici del territorio di Caorle in sintonia con uno sviluppo sostenibile. Grazie capogruppo. Passiamo ora alla del sindaco. Sì, capogruppo. Allora, giusto per evitare quelle distorsioni che poi finiscono sulla stampa, voglio fornire anche al Consiglio Comunale un'interpretazione corretta su questo punto di quello che è accaduto in sede di sottoscrizione del tavolo concertato alle controdeduzioni. Nulla è cambiato rispetto a quello che era il testo, sia della scheda sia della previsione urbanistica dell'atto numero 5 relativo alla bussa per quanto concerne la destinazione dell'attività ricettiva all'aperto. Per cui rimane la previsione di realizzare quella struttura all'aperto, rimane la previsione che la struttura sia integrata da aggregati di casoni, e rimane la previsione che il tutto sia corroborato da un servizio di navigazione lenta fluviale attraverso houseboat, quindi barche di piccole dimensioni a carattere a basso impatto ambientale sostanzialmente. È rimasta anche la previsione nell'atto 5 di quello che è il dimensionamento a livello di cubatura previsto sia ovviamente dal già derivante dal PLG, sia quello che è stato previsto in aumento nel centro territorio. Cosa è cambiato? È cambiato che è stato eliminato solo il riferimento a quella che è la superficie, ma non perché sia stata stracciata la possibilità di farlo, l'ho appena riferito, che la previsione urbanistica rimane, solamente perché il dimensionamento, quindi le dimensioni di questa struttura vengono rinviate, come correttamente da lei detto, ad un successivo accordo procedimentale che investe tre soggetti: il Comune di Caorle, la Provincia di Venezia, ovvero l'organo che in caso di soppressione della provincia erediterà le competenze urbanistiche, che sarà probabilmente la Regione Veneto, forse anche la città metropolitana, lo vedremo, e il soggetto privato, un soggetto privato che avrà interesse e che si comporrà come attore di piano. Capogruppo Morelli, prego. In effetti, ma giustamente riferito il sindaco, questo è l'iter ed è su questo iter che ci attendiamo un ulteriore passo in avanti, o comunque questa prospettiva su un futuro sostenibile che attualmente riteniamo non sussista sul piano che è in caso di definitiva. Grazie. Passiamo ora all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, dal titolo Ludopatie, relazione all'assessore Antonio. Buonasera, grazie Presidente. Leggo l'interpellanza presentata in data 16 aprile. Ritornando sul tema della ludopatie, cioè sulle dipendenze da gioco d'azzardo e sulla distribuzione delle slot machine sul territorio di Caorle, prendiamo atto con soddisfazione non solo della risposta della nostra precedente interpellanza da parte dell'assessore ai servizi sociali, ma anche del fatto, riportato dalla stampa, che il sindaco ha sottolineato l'importanza e l'emergenza del problema in un incontro con i vertici dell'azienda sociosanitaria del nostro territorio. Siamo certi che la nostra preoccupazione, anche la preoccupazione di questa amministrazione, è che certamente non è stata la nostra interpellanza a determinare l'impegno degli amministratori su questo tema. Purtuttavia riteniamo che le risposte e le osservazioni prodotte dall'assessore competente non siano del tutto esaurienti, e per questo motivo vi torniamo a chiedere: siete intenzionati a fare un regolamento sui videogiochi che preveda una lontananza dai luoghi sensibili, come i circoli per anziano, luoghi scolastici? Siete intenzionati a limitare il fenomeno attraverso l'obbligo di esporre cartelloni nei luoghi frequentati, sottolineando la gravità della ludopatia? Siete intenzionati a ridurre gli oneri fiscali comunali a quegli esercizi pubblici che rinunciano alle slot machine? In definitiva, siete intenzionati a ridare programmi ufficiali di bei discorsi e delle belle risposte autocompiacenti ad adeguarli
a quello che ormai la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali ha regolamentato in merito ai due giochi d'azzardo, si chiede risposta al Consiglio Comunale. Con riferimento alla vostra interpellanza presentata in sede di Consiglio Comunale del 16 aprile scorso, con la quale si evidenziano tutta una serie di problematiche legate alla ludopatia, si comunica che questa amministrazione comunale, in attesa di provvedimenti di legge da parte degli organi amministrativi competenti Stato o Regione, si sta impegnando per promuovere un uso consapevole, responsabile e misurato di tutte quelle forme di gioco che prevedono l'uso del denaro, al fine di prevenire e contrastare l'insorgere della dipendenza patologica del gioco. Su questo argomento, in collaborazione con l'ASA 10, Sergio di Portovano, le scuole, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato di categoria e i gruppi di mutuo aiuto, sono in programma iniziative di informazione e sensibilizzazione attraverso campagne di prevenzione, incontri, convegni e conferenze e altre attività che approfondiscono e rendono note le conseguenze derivanti dall'uso patologico del gioco, anche tenendo conto dell'evoluzione del gioco online, che è drammatico ed è incontrollabile. Riteniamo altresì che molto importante sia la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela del giocatore patologico considerato persona fragile e dei suoi familiari secondo le modalità previste dalla legge. Su questo esiste uno specifico sportello a livello di comprensorio del portuale, denominato sportello amministratore di sostegno, finanziato anche dal Comune di Calabria, dove i familiari possono rivolgersi per i loro coniugi con difficoltà. Per quanto riguarda la possibilità di una regolamentazione che preveda distanze minime dei luoghi sensibili per l'apertura di sale giochi e l'installazione dei parecchi da gioco, si ricorda la sentenza numero 610 del 22 aprile 2013 del TAR Veneto, che ha annullato il regolamento dell'apertura di sale giochi del Comune di Vicenza e nella quale il giudice sottolinea che, virgolettato, gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale e che, aggiunge, la competenza legislativamente stabilita a favore dell'amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal Comune. In relazione poi all'offerta di gioco effettuata presso gli esercizi di raccolta scommesse che vengono autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULS, vengono autorizzati dalla questura competente per territorio. La giurisprudenza ha ribadito che il questore, nel rilasciare la licenza, non si è tenuto ad applicare prescrizioni stabilite dal Comune. Grazie Assessore. Capogruppo Toscano, prego. Grazie Assessore per la risposta. Evidenzia chiaramente che la politica sociale che l'amministrazione sta portando avanti, più che basata su delle iniziative personali o politiche locali, si lascia un po' guidare da quelle che sono le mancate direttive, in questo caso a livello nazionale e a livello regionale. Io credo che, al di là dei programmi che questa volta abbiamo sentito fare e sui quali siamo tutti d'accordo, però sul fatto di voler fare un regolamento comunale, mi pare che lei abbia